Scusatemi, miei cari amici, eccoci qua con il nuovo oroscopo della settimana. Il nuovo oroscopo che va dal giorno 29 di novembre al 5 di dicembre. Però prima di iniziare con l'oroscopo, è bene ricordarvi a tutti voi che il sottoscritto si occupa di legamenti e ritorni d'amore. Ciò vuol dire che se qualcuno di voi ha avuto la sfortuna di perdere il proprio innamorato, il proprio marito, la propria moglie, che ne so, siete stati lasciati per un'altra o un altro e volete togliervi lo sfizio, avere la soddisfazione di farla tornare da voi, di farlo impazzire di nuovo per voi, allora contattatemi. I numeri sono quelli che vedete nello scrollo. Contattatemi, raccontatemi la vostra storia e io vi dico cosa posso fare per intervenire in aiuto per farvi tornare il vostro innamorato. Detto questo, andiamo con l'oroscopo della settimana che va dal 29 di novembre al 5 di dicembre. E iniziamo con il segno dell'Ariete. Ariete, amore, se siete impegnati in una relazione sentimentale, è possibile che non riusciate a dare la giusta importanza per il vostro partner. Non perché non lo volete o non lo desiderate, ma potreste essere un po' frenati per paura. Un freno che probabilmente potrebbe caratterizzare le giornate dei single che non riescono a lasciarsi andare con una nuova conoscenza. Toro, amore. In questa settimana tra novembre e dicembre dovrete fare molta attenzione alle vostre reazioni. Una persona a voi vicina, il vostro partner, o fare qualcosa che non apprezzerete molto. Non vuol che dovete prendervela e arrabbiarvi, vuole la vostra tranquillità. Su certe cose dovrete stare attenti, non prendetevela per tutto, anche perché potrebbe accadere pure per altri tipi di rapporti. Poche novità al momento per quanto riguarda i single. Il segno dei gemelli, amore. La prima parte della settimana non andrà nel modo migliore possibile, ma poi le cose fortunatamente cambieranno e miglioreranno a vista d'occhio. Le relazioni e i rapporti in generale avranno infatti degli alti e bassi. Il periodo migliore sarà quello del weekend, in cui finalmente tutto andrà per il meglio e potreste godervi senza troppi problemi la storia d'amore. Qualche novità sabato e domenica, pure per i single. Il segno del cancro, amore. Se avete un partner, se state conoscendo qualcuno o comunque avete dei bei rapporti con amici e familiari, dovrete fare attenzione ad alcuni dettagli. Sarebbe meglio che non ve la prendete per troppe cose, soprattutto se banali. In questi giorni tra novembre e dicembre siate più tranquilli e godetevi in maniera più leggera ogni vostro rapporto. Il segno del leone, amore. In questa nuova settimana dell'anno avrete un umore piuttosto buono, tutto sembrerà positivo. Nella relazione sentimentale col partner dovrebbero essere dei giorni tranquilli dove non mancherà la complicità di coppia.
Cercate di mettere i buoni propositi, tutto l'ottimismo possibile all'interno del rapporto, soprattutto se si tratta di nuove conoscenze. Il segno della Vergine, amore. È arrivato il momento di riflettere, ma soprattutto di dare più fiducia alla vostra persona. Questo dovreste farlo a maggior ragione se la vostra storia d'amore non va. Se qualcosa nel rapporto non funziona più come prima, se non vi sentite tranquilli, è una questione che dovranno tenere in considerazione anche tutti i cuori solitari. Il segno della bilancia, amore. In questi giorni non ci saranno delle grosse novità per l'amore, almeno così pare, secondo quello che dicono le stelle. Molto probabilmente sarete parecchio presi dai tanti impegni lavorativi, dalle cose da fare, da certe questioni che bisognerà risolvere. Non per questo dovrete perdere l'ottimismo e la voglia di vivere al massimo i rapporti della vostra sfera intima e personale. Il segno dello Scorpione, amore. Forse ultimamente vi siete un po' troppo concentrati sugli altri e sarebbe il caso di pensare anche a voi stessi, soprattutto se si tratta di un rapporto ormai giunto alla fine, che non funziona per niente. Lavorare su voi stessi potrà farvi solo ed esclusivamente del bene. Per le coppie che non hanno problemi, tutto ok. Per i single, invece, non si esclude che si possano fare dei nuovi incontri. Chissà cosa accadrà. Il segno del Sagittario. Amore. Per questa settimana potreste avere alcuni momenti un po' altalenanti e molto potrebbe dipendere proprio dai vostri rapporti. Una relazione che non va, un rapporto che si è trasformato. Quando qualcosa cambia possono arrivare delle ripercussioni e non solo sullo stato d'animo, ma pure su altri punti di vista. Tutto ok per chi vive una storia meravigliosa e per i single che stanno cercando una nuova emozione. Il segno del Capricorno. Amore. Settimana decisamente tranquilla quella tra novembre e dicembre. Possiamo dire che le stelle vi spingeranno a voler vivere qualcosa di nuovo. Proprio per questo è molto probabile che i single abbiano una maggiore voglia di fare dei nuovi incontri, poter vivere un'emozione nuova e diversa dal solito. Il segno dell'Acquario. Amore. Lo stato d'animo di questo periodo dovrebbe essere veramente molto alto e questo non potrà che non portare buone notizie. Sarà una settimana incoraggiante in cui deciderete molto tempo, o meglio, dedicherete molto tempo all'amore e a tutti i vostri affetti. Le persone a voi vicine potranno beneficiare di questo vostro atteggiamento. Potrà fare solo molto piacere a loro. Positivo l'oroscopo anche per i cuori liberi e solitari. E infine il segno dei pesci, amore. In questa nuova settimana dell'anno è possibile che sarete più orientati sul lavoro che sui vostri sentimenti. Per le relazioni e le vostre conoscenze dovrebbe essere un periodo tranquillo, soprattutto se il rapporto sta proseguendo bene. Ok, e così miei cari amici, miei cari follower, era l'oroscopo della settimana che va dal 29 di novembre al 5 di dicembre. Ok? Allora io vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana e vi auguro veramente tanta felicità e tanto benessere. Che le stelle siano sempre con voi
e una buona settimana.